Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora cominciamo subito con le notizie dell'ultima ora. Restano stazionarie le condizioni del vigile urbano colto purtroppo da malore mentre ieri effettuava delle multe in via Gabriele D'Annunzio. Nel frattempo la polemica politica non manca, l'opposizione incalza l'amministrazione, dice troppe le auto in centro, pochi i parcheggi. Vediamo il servizio. È in condizioni cliniche stazionarie ed è ancora in prognosi riservata il vigile urbano colto da malore mentre si confrontava con alcuni commercianti che si lamentavano per le multe fatte in via Gabriele D'Annunzio. Da lì l'infarto e la disperata corsa in ospedale. Sosta selvaggia, anarchia e inciviltà sono al centro di una polemica politica con l'opposizione che incalza l'amministrazione Trentino. Giornalmente sono 300.000 le auto che arrivano in centro a Catania, ma la città è veramente pronta a sostenere questi flussi e i servizi di trasporto sono adeguati? È una città dove Catania, dove mancano le infrastrutture, mancano i servizi. L'utilizzo indiscriminato di questo sistema potrebbe diventare una soluzione punitiva piuttosto che una soluzione reale al problema. E allora bisogna andare alla radice, bisogna investire in servizi e solo così possiamo andare realmente a risolvere questa problematica. E resta risolto il nodo dei parcheggi. Uno su tutti, quello di Piazza della Repubblica, ovviamente quello è un parcheggio di privati. Qui l'amministrazione non dà risposte e non ci spiega come si devono muovere i catanesi. Se poi consideriamo quelle che sono le corse della metro e soprattutto la possibilità dei disabili di accedere anche alle metro, la situazione è tragica. In via Etnea una sfilza di auto, una dietro l'altra, rigorosamente in sosta vietata ed un cartello che indica anche il divieto di transito per cicli e motocicli. Qualcuno lo rispetta e soprattutto c'è qualcuno che controlla? Siamo in studio in diretta con il sindaco di Catania Trentino. Prima di rispondere alle domande le chiedo innanzitutto se ha qualche notizia più recente sulle condizioni del vigile che ha avuto l'infarto. Sì, la buona notizia è che adesso respira autonomamente, è stato estubato, rimane però in prognosi riservata perché bisogna capire se durante il tempo di blocco cardiaco, di arresto cardiaco, abbia subito dei danni neurologici. Quindi siamo in trepidante attesa per verificare quali sono le reali condizioni. Grazie. A proposito dei parcheggi, sindaco, le chiedo subito, il famoso progetto di cui parliamo anche ogni tanto qui, del multipiano in Piazza della Repubblica, che fine ha fatto? Il problema è che se affrontiamo il tema parcheggi veramente se ne va una puntata, cercherò di essere quanto più sintetico. Piazza della Repubblica fa parte del più ampio progetto di Corso Marte della Libertà, a iniziativa esclusivamente privata. C'è un nuovo gruppo imprenditoriale che ha rilevato le aree, con cui ci stiamo confrontando per comprendere quali sono le reali intenzioni di investimento. Naturalmente i primi che informerò saranno i consiglieri comunali appena ci sarà un piano industriale, che è quello che io ho sollecitato. Fino a quando non interverranno loro noi non abbiamo possibilità di agire. Quel che posso però dire... fare la moral suasion, no? Io più che moral suasion faccio un'attività di pressione costante, perché noi non possiamo rimanere in quelle condizioni. Da 1951 penso che ormai siano maturi i termini. Quel che c'è di buono è che in questo gruppo imprenditoriale ci sono però alcuni soggetti imprenditori edili che lo realizzerebbero direttamente il parcheggio, quindi andremmo noi a risparmiare sui tempi di realizzazione e di esecuzione perché lo farebbero loro, mediante una revisione della convenzione per cui chiedono loro una riapertura della conferenza di servizi. Tutto questo ovviamente in itinere. Contestualmente però, visto che noi stiamo per lanciare anche il progetto di Piazza della Repubblica dall'altro lato della piazza, che è un progetto di riqualificazione bellissima verde su cui abbiamo lavorato fino a 20 minuti fa, è chiaro che noi dobbiamo anche immaginare delle soluzioni di sosta più immediate e viste le difficoltà andando a togliere ulteriori posti auto, noi stiamo prevedendo un parcheggio in via Sturzo di cui a volte abbiamo parlato, dove c'è l'attuale parcheggio MTS, che in questo momento è solamente un piano interrato, o meglio sotto il livello stradale. Stiamo cercando di capire quanti piani possiamo realizzare. Parrebbe che possiamo noi, attraverso questo parcheggio, avere 450 stalli di sosta in più. Naturalmente per noi sono importanti perché ci rendiamo conto della penuria. Come no? Però rispetto alle osservazioni che ho ascoltato prima, io a volte
è come se fossi sindaco da 55 anni per quello che mi dicono, è come se tutti quanti i problemi fossero nati con me. La differenza è che rispetto al passato io sto provando a iniziare un nuovo discorso progettuale, non solo io, devo dire che anche altre amministrazioni, già abbiamo cominciato con l'amministrazione Pogliese, si è incamerato un certo percorso progettuale, quindi sul fatto delle tante macchine che si riversano in città ogni giorno hanno ragione, ma perché mai nessuno ha pensato di creare una rete di collegamento con i comuni pedemontani? Noi lo stiamo facendo con la città metropolitana, ma in attesa che questo collegamento possa vedere la luce, stiamo parlando almeno di 10 anni, non pensiamo che possa essere una cosa di qualche mese. Intanto io mi sto premurando come città metropolitana di chiedere a MTS collegamenti più frequenti con i comuni di prima fascia, quindi Aci Castello, San Gregorio, San Giovanni la Punta, Tremestieri, Santa Caterina Battiati. Alcuni già sono serviti ma con poche corse. Io ho chiesto che quelli già serviti aumentino le corse, quelli non serviti provvedono a servirli mettendo 1 milione di euro di città metropolitana che andrà a MTS. Bene. Quindi io sto provando ovviamente a individuare delle soluzioni, ma non tutte possono essere immediate. Adesso tra poco parleremo anche con lei della metropolitana, che è una cosa importante. Però le devo dire la verità, Sindaco, io sono abbastanza conosciuto a Catania e la gente adesso continuamente mi dice: ma che è successo con questa storia dei parcheggi? Vediamo questi, scusi, metaforicamente col mitra puntato, uno sta 10 minuti, gli pintano la multa, mi perdoni, mettere 4 frecce e gli prendono la multa. Io prima di essere avvocato, prima di essere sindaco sono avvocato, io conosco la normativa, conosco la legge, quindi mi rendo conto che si possa essere più flessibili laddove ci sono delle strade larghe, ma laddove si crea il caos, come per esempio in via Gabelle d'Annunzio, tanto vituperata in questi giorni, noi dobbiamo intervenire impedendo la sosta. Sì, ma è 1 minuto, no, è 1 minuto sei tu, poi te ne vai e arriva un altro per 1 minuto, te ne vai e arriva un altro per 1 minuto e il minuto diventa 24 ore. È impedito, non c'è nessuna strada al mondo, in nessuna città al mondo parcheggiano in doppia fila, solo da noi. Le 4 frecce sono un'invenzione. Il commerciante diceva: qua siamo tutti, facciamo in doppia fila carico e scarico. E se lo può dimenticare, non può essere così. Diverso è il problema se mancano le zone cariche e scariche, è giusto che le abbiano delle zone cariche e scarico, ma non può funzionare con la doppia fila, perché poi tutte queste persone sono quelle che quando vanno altrove, dove non esistono le macchine in doppia fila, dove tutto quanto funziona, ah che bello, qua rispettano le regole. Sa qual è il problema? Per quello che ho potuto verificare anche ieri sera in una chat in cui ci sono amici che mi contestavano proprio questo eccesso di rigore, che tutti si lamentano per il mancato di rispetto delle regole, quando poi le fai rispettare si lamentano pure. Quindi la verità è che a Catania tutti devono rispettare le regole fuorché io, ciascuno dice, e non può funzionare. Abbiamo detto 300.000 macchine che arrivano ogni mattina a Catania, è così, lo conferma? No, questo non lo so, i dati non so da cosa, ma non mi sorprenderebbe se fosse questo il numero, ed è per questo che noi stiamo agendo come città metropolitana sulla creazione di una rete metropolitana leggera che colleghi Catania su 2 direzioni di marcia, quindi a San Gregorio Valverde da un lato, a Gravina, Santa Caterina Battiati dall'altro. E io la interrompo perché su questo abbiamo letto che ha avuto un incontro col direttore generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture Mautone e mi pare che abbiate ottenuto dei finanziamenti ulteriori, secondo quanto dice l'ANSA, 150 milioni che per 76 vengono dal Ministero, 74 dovrebbero arrivare dalla Regione. La cosa importante che voglio dire è che prevedete tra l'altro la stazione il passaggio da Stesicoro all'aeroporto, è così? Allora, naturalmente Stesicoro aeroporto è un vecchio progetto, però si è fermato perché si sono verificati una serie di problemi in fase esecutiva della realizzazione dell'opera, per cui è nata l'esigenza di rivolgersi al collegio arbitrale da parte dell'azienda che aveva vinto l'appalto. Il collegio arbitrale si è espresso per una cifra ulteriore che deve essere riconosciuta sui 154 milioni di euro. L'FSC, quindi alla Regione Siciliana, già ce li avrebbe messi a disposizione. Per quanto riguarda il governo nazionale, il capo di gabinetto del ministro Salvini si è espresso favorevolmente, attendiamo materialmente la firma da parte del ministro Salvini. A quel punto quindi io mi augurerei che finalmente si possa realizzare questa bretella che collega Stesicoro ad aeroporto. Naturalmente anche in questo caso è giusto dire tempo di
possibile realizzazione 2028, però diventa importante ripartire perché ci siamo fermati rispetto a una infrastruttura strategica per il nostro direi sistema. Importantissimo come in tutte le città. Inoltre lei mi pare abbia ottenuto anticipazioni di partenze per alcune stazioni, vero? Anche su questo hanno previsto che ci sia una diminuzione della contribuzione nazionale, per cui potrebbe risentirne il servizio. Io invece ho rilanciato dicendo: voi non solo dovete garantirci quella quota che ci veniva prima. A chi l'ha detto? Sempre al Mautone e quindi al vertice di FCE, okay, ma dovete anche consentirci di anticipare il servizio verso Nesima, perché oramai sempre più persone, sempre più dipendenti sia medici che infermieri che montano presto e stanno utilizzando la metropolitana, quindi si deve consentire loro di giungere in tempo per timbrare. Perfetto. Andiamo a un altro argomento allora. Adesso lungomare deturpato. Cioè, abbiamo scoperto ci hanno segnalato una fogna a cielo aperto che sversa sul marciapiede a ridosso proprio della fermata della MTS. Abbiamo mandato un servizio che ora rivedremo, e intanto però la voragine di cui avevamo parlato tempo fa resta lì, e c'è qualcuno anche che ci fa ironia, sindaco, è così, vediamo. Da lungomare liberato, con le iniziative sportive e culturali legate alla pedonalizzazione, a lungomare deturpato, con il grigio del cielo e l'acqua delle pozzanghere che si confonde con la fogna a cielo aperto che attraversa il marciapiede e finisce dritto nel tombino. Odore nauseabondo che rende fastidiosa l'attesa del bus alla fermata, nella fattispecie del 534. È una delle tante segnalazioni arrivate in redazione. L'abbiamo vagliata ed abbiamo aspettato qualche giorno con la speranza che il disservizio potesse rientrare. Ed invece no. La fogna che vedete fuoriesce da questo muretto ricoperto dalla vegetazione e lo fa da una decina di giorni. Ci chiediamo: è possibile che nessuno veda? Ed invece è ben visibile, anche se ha perso l'attrattività dei primi giorni, l'enorme voragine apertasi sul lungomare. Restano le transenne ed approssimativi segnali di pericolo, alcuni illeggibili perché corrosi dalla salsedine, e sarebbe opportuno mettere in sicurezza tutta l'area, perché l'assenza della ringhiera potrebbe rappresentare un serio rischio, soprattutto per i bambini. Poggiato a terra non passa inosservato un cartello di divieto di sosta per evento sportivo. Divieto di sosta per evento sportivo, mi sai dire quale? Il salto della fossa probabilmente, nella nuova categoria olimpica del 2028 a Los Angeles, non lo sa? Nuova disciplina olimpica, quale? Il salto della voragine. Dulcis in fundo, allagata anche la pista ciclabile. Riso amaro, sindaco, vero? No, Svento, un po' di ironia non fa mai male. L'unica cosa che non capisco, ma veramente Demano è convinto che la voragine si risolve in 2 o 3 settimane, ci vuole qualche anno. Abbiamo parlato noi di uno studio che stiamo conducendo assieme al Dipartimento e all'Ordine dei Geologi, proprio perché dobbiamo comprendere qual è il tipo di percorso da compiere. Dopodiché, una volta che avremo le idee chiare su cosa fare, bisogna fare un progetto di rinaturalizzazione e poi bisogna trovare gli investimenti. Ma voi pensate che si possa fare in qualche mese? Ci vorrà del tempo, fino a quel punto dovrà essere impossibile stabilirlo, dovrà essere interdetto l'accesso, ma stiamo parlando di un'area che già è così in queste condizioni da 15 anni, anche in questo caso. Ma la sicurezza è garantita? Assolutamente sì, ci sono tutti quanti le ringhiere, le barriere, verificherò alla luce di quello che ho sentito se c'è qualcosa eventualmente da modificare, però non è pensabile che adesso arrivi Enrico Trantino Potter con la bacchetta magica e subito risolva quel che c'è da tempo. Ci vogliono dei tempi che sono inevitabilmente lunghi. Sul tema dello scarico fognario, purtroppo non è lì da qualche giorno, è da molto più tempo. Ho chiesto in passato più volte, non dico a chi perché non è giusto, in quanto dovrebbe essere un condominio privato, però deve essere effettuato un controllo da parte di un'amministrazione pubblica partecipata da noi comune. Quindi ancora una volta solleciterò il nuovo consiglio di amministrazione di questa società partecipata affinché facciano tutti i rilevamenti del caso ed eventualmente contestino al condominio che sversa, perché bisogna individuare qual è quello che sversa, di intervenire, perché c'è da troppo tempo.
Non dico quello che penso. No, non dico invece. Assolutamente no. Comunque volevo dire, Sindaco, che i servizi di Tonino De Mana pregevoli li discutiamo in riunione, quindi ci assumiamo noi la responsabilità. Direttore, non dico quello che penso nella riferita al servizio, ma ai nostri ritardi su questo discorso dello scarico. Va bene, perché ovviamente mi dispiace. Invece abbiamo seguito, come lei sa, i disagi legati all'esplosione per la fuga di gas. Ecco, quali sono le ultime su Trappetanone? Che situazione c'è? Le ultime sono che proprio ieri mi è stato comunicato dal presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari che rispetto alla previsione iniziale di 4 appartamenti che si sarebbero liberati fra quelli recentemente assegnati alle forze dell'ordine, invece questi appartamenti sono 8. Quindi questa è un'ottima notizia perché possiamo disporre su un numero maggiore di unità abitative rispetto a quelle che avevamo considerato preventivamente. Nel frattempo abbiamo verificato con alcuni di questi sloggiati la condizione di altri appartamenti di cui disponiamo, alcuni che sarebbero immediatamente abitabili, altri sono in una condizione più critica. Naturalmente stiamo cercando di seguire un percorso condiviso con questi nostri concittadini che hanno subito questo grosso problema e che è giusto alloggino in una condizione non dico ottimale, ma certamente di assoluto comfort. È quello che ci auguriamo e non le parole che ci aspettavamo. Facciamo una breve pausa e poi dopo torneremo con le vostre domande e i vostri WhatsApp. Allora 342 74 55 005 per il WhatsApp e per la mail, lo sapete, Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Forza, vi aspettiamo. A dopo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco, l'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi in diretta. Vediamo subito i vostri messaggi, intanto leggete sul teleschermo sulla destra dove potete continuare a scrivere. Buon pomeriggio signor sindaco, è possibile riaprire Viale Tirreno anche nell'altro senso di marcia, in modo da limitare i disagi di chi come me deve raggiungere il tratto di via Galermo tra la zona rossa e la circonvallazione? C'è anche un istituto scolastico in zona. Questo non mi pare che dipenda solo da noi, nel senso che dipende da delle direttive che ci sono giunte dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, quindi fino a quando non ci autorizzano loro noi non possiamo aprire la strada. Quindi aspettiamo il parere, sì. Ha detto Protezione Civile e Vigili del Fuoco? Sì. Altro messaggio, prego. Buongiorno signor sindaco, si risolverà, ma io mi giro perché ho il riflesso di una luce, non perché siano strani i vostri messaggi, per carità. Buongiorno signor sindaco, si risolverà mai l'abbandono del rifiuto nel triangolo della vergogna, dice, tra via Grotta Magna, via Lago di Nicito e Torre del Vescovo? Il triangolo della vergogna. Beh, oddio, ma è così, è la condizione veramente pietosa e mi accontenterei già che fosse l'unico triangolo della vergogna, purtroppo non è il solo. Io fino all'altro giorno mi sono fermato parlando con gli operatori della zona dicendo gran parte di questo dipende da voi, ditemi voi se è una condizione decente, una condizione di civiltà, non di civismo, ma di civiltà vivere in questo stato. E loro stessi davanti a me hanno recitato il pianto del coccodrillo, ma non credo abbiano fatto tanto. Ripeto, una delle cose che ci piacerebbe fare, che intenderemmo fare, appena noi terminiamo con l'irrobustimento dell'organico della polizia locale, quindi appena assumeremo i 120 vigili che devono essere però ancora selezionati dal Ministero degli Interni, a quel punto avremo una dotazione importante con cui possiamo anche aumentare l'aliquota della polizia ambientale e della polizia amministrativa per intervenire tanto sul fenomeno dell'abusivismo commerciale anche in quell'area, quanto sul fenomeno dei controlli della polizia ambientale. E questo potrebbe servire per la soluzione di questi triangoli? Direttore, non esiste soluzione se i cittadini non capiscono che devono rispettare la città, devono rispettare le strade, devono rispettare gli altri. Da soli noi non potremmo intervenire, si potremmo fare contravvenzioni e poi? Non è così che risolviamo. Purtroppo se ne vedono tante. Sindaco, quando arrivano questi altri vigili? Questi altri 120 dovrebbero, se tutto quanto va bene, perché sono stati un po' lenti al Ministero, io mi auguro che in un paio di mesi noi potremo incamerarli. Quindi già prima dell'estate. Mi auguro, ma non dipende da noi. Noi siamo stati bravissimi e velocissimi, in 4 mesi abbiamo finito tutto.
Quindi invece si il stanno Ministero... facendo l'addestramento, se ho capito Beh, bene. ma già sono in strada, No, si lamentano tutti perché c'è una buona Sì, forza è di vero, contrasto. è Quindi. vero. Sì, Prima no. volevano i vigili, ora che ci sono tutti sti vigili, finisce così. Guardi, alla fine purtroppo l'ora legale di Ficarra e Picone è lo specchio del paese. Vabbè, ci sarebbe da fare una lunga trasmissione su questo, sindaco, ci arriviamo, la faremo. Gentilissimo sindaco di Catania, che è carina questa persona, volevo porre una domanda. Il mercato rionale di Picanello di Viaduca degli Abruzzi, quando riaprirà? Mercato rionale di Viaduca degli Abruzzi, quando riaprirà? Rosario Puglisi, si firma anche. Sì, no, il signor Puglisi, intanto grazie per la forma elegante con cui espone il problema, però non è detto che riapra, nel senso che noi stiamo prendendo in considerazione ipotesi diverse rispetto alla destinazione di quel mercato rionale, perché mi dicono, però non ho mai approfondito il tema, che comunque oramai non c'era questa richiesta per cui valesse la pena e valga la pena poterlo di nuovo riaprire. È certo che in questa condizione non può rimanere. È un tema su cui ci stiamo confrontando, confesso non è uno di quelli che abbiamo messo fra le urgenze principali, perché siamo in una fase in cui stiamo veramente esplodendo. Ma che altra finalità potrebbe avere? Se non... È una questione infatti che dobbiamo noi considerare, potrebbe diventare per esempio sede della municipalità. D'accordo. Vediamo ancora i vostri messaggi o mail. Buon pomeriggio, come comportarsi se fermi al semaforo con telecamera sulla circonvallazione e ho un'ambulanza dietro con sirena accesa? Che deve fare questo? Bisogna spostarsi lateralmente, io lo capisco quello che dice. E se ci sono le file? No, nel momento in cui dovesse, la domanda è interessante, è chiaro che se dovesse esserci l'esigenza di superare la linea del semaforo, a quel punto si può impugnare facendo riferimento all'intervento compiuto dall'ambulanza, quindi che poi ovviamente redise passaggio, e perciò dovrebbe questo qua consentire di togliere la contravvenzione. Però devo dire all'arguto telespettatore, mi coglie un poco impreparato. Arguto, però è giustissimo, perché in effetti certo. mette in luce l'argomento che tu, come metti piede sulla striscia bianca, prendi la multa, e lui dice: ma se io ho dietro un'ambulanza, come mi devo... Lo capisco, sicuramente non merita la contravvenzione, questo è naturale. Benissimo, questo è importante. Andiamo avanti. Buongiorno, il Palasport inesima, poi se non viene controllato, ci sono faccine, cose, cioè, finisce di nuovo vandalizzato. È inutile mettere l'abito elegante al suino. Sì, si rotolerà sempre nel fango, dovrebbe essere più o meno questo. Beh, io comprendo la preoccupazione alla luce del pregresso, però nello stesso tempo la nostra scelta era: lo lasciamo così o proviamo finalmente ad avere un'area eventi che possa ospitare anche convegni, congressi, concerti. Nella nostra idea c'è quello di esternalizzare la gestione, a quel punto risolveremo certamente il problema. Bandolo al privato? Lo metteremo a bando, e a quel punto il privato che offre la migliore soluzione se lo aggiudicherebbe. E quindi, come dire, non è più il suino, com'è la metafora? No, poi a quel punto dipenderà dal privato se trasformarlo in suino o invece in bell'anatroccolo. Speriamo, naturalmente. Allora, vediamo un po'. Buonasera signor Sindaco, percorro 4 volte al giorno piazza Mancini Battaglia, mi giro sempre per la luce, scusate, non ci sono mai dei controlli, se raramente c'è qualche vigile, se c'è qualche vigile raramente, lascia che chiunque parcheggi in curva è in seconda fila. Si firma Salvatore Curulli, grazie per l'attenzione. Dobbiamo metterci d'accordo, nel senso che quello che dice il signor Curulli certamente è così, perché lo riscontro anche io. Ecco. Adesso stiamo facendo maggiori servizi, però e se li facciamo, perché li facciamo? E se non li facciamo, perché non li facciamo? Tanto alla fine io capisco che è difficile trovare un punto di equilibrio. Io preferisco propendere per quello che chiede il signor Curulli, perché alla fine il signor Curulli sta chiedendo solo il rispetto delle regole, quindi ed è quello per cui io sono più incline, e lo stiamo facendo. Non lo facciamo, io ho chiesto che intanto ci sia un presidio fisso in via Santa Sofia per il discorso del policlinico che più volte abbiamo affrontato. Esatto, abbiamo affrontato. Stiamo facendo, io per esempio poco fa, salendo largo Rosoldino Pilo, ho visto alcune macchine messe al centro della strada con la contravvenzione e le parabrezze. Insomma, stiamo cercando di occuparci di tutte le strade. Questa mattina abbiamo mandato le nostre pattuglie in via Sant'Euplio. Finalmente c'è un'attività
di contrasto che in precedenza non si è visto. Tutte le strade, sindaco, cioè non ci sono zone... No, non ci sono zone assolutamente franche, naturalmente ci dobbiamo muovere un po' qui, un po' lì, ne abbiamo assunti 80 su un fabbisogno di 800, però intanto credo che il segnale si vede, tant'è vero che è l'unico argomento su cui si sta confrontando la città. Andiamo avanti, altri messaggi. Chiedevo notizie in merito al ripristino della fornitura del gas, visto che non se ne parla più neanche al vostro TG. Grazie, buonasera. Sì, ma io non vorrei sbagliare, ma ieri mi ha scritto il Presidente su un'ennesima mia sollecitazione che entro oggi sarebbe stato ripristinato l'intera rete, quindi mi preoccupa se invece non fosse così. Adesso verifico appena potrà fare una termina la verifica. Questo è trasmissione. importante, è un messaggio che sollecita anche noi ed è giusto che lo faccia, ma anche il sindaco, e quindi faremo una verifica insieme. Qui, aspetta, cartelloni che spuntano come funghi. Chi li autorizza? Quanto guadagna il comune per questo scempio? Cartelloni che spuntano. Presumo si riferisca ai cartelloni per l'affissione. Ma guardi, c'è un regolamento. Io personalmente l'altro giorno dicevo che mi piacerebbe, laddove ci fossero le premesse giuridiche, che si modificasse, perché ovviamente è stato fatto un bando, ma se si può fare vorrei che cominciassimo noi a rafforzare l'idea non più dell'affissione ma eventualmente della pubblicità attraverso display, perché poi il vero problema è tutta questa carta che non può andare come differenziata, quindi diventa indifferenziata, e quando piove sotto i cartelloni c'è una condizione veramente di degrado. Quindi io anche temo che ci siano troppi cartelloni, ma questo mi pare che dipenda da precedenti dinamiche su cui non possiamo intervenire. Tutto quel che attiene alla fase regolamentare, è giusto che i telespettatori lo sappiano, passa inevitabilmente dal Consiglio Comunale. Quindi questo è un tema che eventualmente sottoporrò al confronto col Presidente Anastasi e con i consiglieri comunali. Compresa anche la trasformazione sul digitale, mi pare di aver questo capito. Qui è un tema più gestionale, quindi su questo non è detto che debba passare, a meno che i consiglieri comunali nel regolamento non lo prevedono espressamente, ma il vero tema, direttore, è capire in che misura noi possiamo incidere su un percorso che è stato avviato attraverso una gara a cui hanno partecipato alcuni operatori, quindi se noi possiamo modificare quella gara. Perché la gara è già fatta. Sì. Andiamo a vedere il prossimo. Salve, volevo sapere, l'acqua al cimitero, quando la risolvete, punto? Pensate a tutto tranne al cimitero di Catania, di cui non ci siamo occupati con più servizi. Non è affatto vero, perché ci sono dei lavori importanti che sono stati fatti e che stanno continuando a fare, per cui basta girare subito li vede, perché l'assessore Petalia su questo è estremamente fiscale e rigido nel controllare che vengano eseguiti. Abbiamo dovuto sostituire all'interno del cimitero una pompa che era a 20 metri di profondità e adesso stiamo facendo tutti quanti dei lavori sulla rete che porta l'acqua al cimitero, proprio perché non intendiamo lasciare il nostro Camposanto in quelle condizioni. Quindi al cimitero l'acqua c'è attualmente, ormai? Sì, praticamente. Allora, se non c'è la stanno ripristinando, io magari adesso in attesa della prossima domanda do un'occhiata per vedere se l'ultimo messaggio che mi ha mandato... Sono messaggi praticamente in tempo reale, quindi... Sì, ma bisogna vedere magari da quanto non va, perché io qua vedo per esempio al cimitero lavori straordinari per nuova condotta da 700 metri che porta l'acqua direttamente dal pozzo alla cisterna principale. Questo di quando è, scusi? Questo messaggio è di... Mi fa vedere anche i lavori di venerdì. Certo, venerdì. Questo per se può servire, qua c'è la dimostrazione dei lavori che sono in corso, quindi non ci dormiamo. Andiamo avanti ancora, un altro messaggio. Carissimo sindaco, mi ricordo che negli anni scorsi era impossibile anche solo fermarsi in via Etnea. Prima c'erano i vigili in bicicletta, poi i motociclisti, oggi nessuno, è una lunga teoria di autovetture in sosta. Allora, come ci arrivano queste macchine in sosta in via Etnea? Sì. No, presumo che non si riferisca all'area pedonale, perché l'area pedonale non c'è neanche un'auto in sosta. La parte sopra. Forse la parte sopra, dove le macchine non dovrebbero essere in sosta. Faceva riferimento alle motociclette. Noi abbiamo una serie di motociclette che da tanto tempo non vengono usate. Fra i nuovi vigili ci sono anche dei motociclisti, per cui spero li vedremo presto su strada. Quindi ci sono, girano, agiscono? Ancora no, spero li vedremo presto su strada. Va bene, questa è un'altra buona notizia. Andiamo avanti, se abbiamo ancora tempo, non so, mi sa che abbiamo anche sforato, l'ultimo facciamo, dai.
l'ultimo messaggio, se siete d'accordo. Non ho il Fonac, quindi non sento la regia. Io vedo però... Chiuso. Vabbè. Il sindaco è sempre disponibile alla risata, noi l'abbiamo preso molto seriamente naturalmente, così come i vostri messaggi. Siamo arrivati al tempo massimo, vi ringraziamo, mercoledì ci rivediamo ancora. Grazie sindaco e grazie a voi per averci seguito, buon pomeriggio.